Io, non avendo ricevuto una risposta ufficiale dal Quirinale, io credo che il Presidente, come mi era stato a voce anticipato, probabilmente hanno scelto un'unica manifestazione per chiudere il centenario e quindi presumibilmente Trieste, dove il collega sindaco di Piazza ha detto che sarà presente. Il capo dello Stato preferisce Trieste alla città della vittoria. E questa almeno la sensazione dei vittoriesi, in genere dei trevigiani, che aspettavano il presidente Sergio Mattarella per ricordare l'avanzata della vittoria che portò alla fine della Grande Guerra il 4 novembre di 100 anni fa. Una delusione, considerando che un secolo fa Trieste divenne italiana come l'Istria e si aprì la questione di Fiume del Quarnaro con D'Annunzio. Tutte conseguenze però dell'avanzata vittoriosa degli italiani che finalmente riuscirono a superare il Piave cancellando l'onta di Caporetto dell'anno prima. Ecco perché Vittorio Veneto è la città simbolo della vittoria e perché proprio per questo era attesa la più alta carica dello Stato. Al sindaco non resta comunque che consolarsi così. Ci saranno altre occasioni, stiamo già pensando, per fare in modo che il Presidente possa essere presente a Vittorio Veneto comunque.